Daydreamer, anticipazioni del 28 agosto. Sanem e Jeanne si svegliano abbracciati. Chiusi in ascensore e con un sentimenti ed emozioni che a poco riemergono, Jeanne e Sanem hanno finalmente modo di chiarirsi. Jeanne inizia col dire di doverle delle scuse per non averla voluta ascoltare e per non averle creduto. Sanem gli chiede se possono ricominciare tutto dall'inizio perché lui è molto prezioso per lei. Jeanne le dice che anche lei è preziosa per lui. I due stanno per baciarsi, ma Jeanne all'improvviso si ferma, spiega a Sanem che non può più fidarsi di lei perché ha paura che il suo cuore possa rompersi ancora, ma vuole che ricomincino come amici perché desidera averla sempre a suo fianco. Sanem, suo malgrado, accetta questa situazione. L'ascensore riparte e i due vengono tratti in salvo. Sono le 2 di notte. Sanem aveva detto alla madre che avrebbe dormito dall'amica, ma Jan non risponde al telefono. Sanem vorrebbe che Jeanne l'accompagnasse in albergo, ma lui insiste per portarla a casa sua. Entrambi sono molto stanchi, ma decidono di mangiare qualcosa insieme. Sanem ha sonno e propone di dormire sul divano, ma Jeanne la invita a stare nella stanza degli ospiti, le dà alcuni suoi vestiti e persino uno spazzolino da denti. Infine si danno la buonanotte. Chiusi nella propria stanza, entrambi ripensano ai momenti passati nell'ascensore. Sanem non riesce a dormire e viene anche disturbata dalla sua voce interiore. A un certo punto si accorge di non avere con sé il caricabatterie del cellulare. Allora esce dalla camera chiamando Jeanne a bassa voce e si imbatte in lui appena uscito dalla doccia. Sanem è in uno stato di imbarazzo totale e ritorna subito in camera sua. A poco Sanem si addormenta, ma ha un incubo. Sogna che in giardino c'è Mirre che dice a Jeanne che Sanem lo ha ingannato per mesi. Mentre sogna, Sanem parla e piange e Jeanne la sente dal corridoio. Allora entra nella stanza e la consola. Poi va a prendere il regalo che aveva preparato per il suo compleanno, una catenina con una pietra. Jeanne le dice che quella catenina ha una storia speciale, pertanto dopo avergli raccontato la leggenda della pietra, Jeanne augura a Sanem di riunirsi con il suo amore che è da qualche parte nel mondo. La ragazza lo ringrazia e commossa chiede a Jeanne di restare almeno fino a quando non si sarà addormentata. Lui accetta volentieri e si sistema accanto a lei. La mattina successiva Sanem si sveglia con Jeanne che dolcemente l'abbraccia e rimane molto colpita da questo. Poi si alza, cercando di non svegliarlo, ed esce dalla stanza. Intanto, a casa da Jan e Osman arriva Leila che sta cercando Sanem. Osman le dice che la sorella non è lì. Poi il ragazzo chiede a Leila cosa abbia fatto con i documenti e Leila gli confessa di averli dati a Jan, rendendo Osman molto felice. Ritorniamo a Jeanne e Sanem che fanno colazione insieme, anche se il cibo preparato da Sanem non è propriamente appetibile, uova bruciate e pane tostato tipo carbone, ma Jeanne non lo dà a vedere e lo mangia ugualmente, cosa non si fa per amore. Anzi, preoccupato, vuol sapere se ha dormito bene dopo il suo arrivo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!